Buonasera amici di Archeosarrabus, oggi con Marco, sempre con Marco. Eccolo, come stai? Praticamente ci siamo infiltrati in questo folto di foresta, non vi daremo indicazioni sulla posizione esatta perché è un sito che non è protetto, ma stiamo andando a cercare un artefatto che è molto interessante, che ho già visto qualche anno fa, forse 2 anni fa, sì, 2 anni fa, e vorrei far vedere a Marco. Intanto qua l'area è completamente disseminata di testimonianze di varie epoche. Qua faccio un esempio, ecco. Ci sono cocci dappertutto, pezzi di muro. Bello, questo è bello perché c'è anche, vedi, un bordino. Noi siamo qua, dobbiamo arrivare a qua. Quindi non siamo neanche tanto lontani. Sì. 57 metri. 57 metri non scontati, perché qua da un momento all'altro si dupa dal posto ed è finita. Ma proseguiamo. Sì, come dicevo prima, ci sono vedete, questi ostacoli. Ah, però quel posto io lo riconosco, me lo ricordo. Lo so, però Marco, lo sai che qua dobbiamo anche un po' sfidare non dobbiamo avere paura di infilarci. Dammi la manina, dammi. Togliti! Però guarda che belle queste pietre davvero. Ma provo a scendere qua giù. Aia. Ah. E qui dietro, sì, siamo arrivati. C'è un po' di nuragico, c'è un po' di punico, c'è un po' di romano, c'è un po' di medievale. Sì. No, non è qua però. Aspetta. Sì, sì, ok, ci sono. Bene. Allora. No. È sotto questi alberi. Ci stiamo girando intorno, esatto. Che forse devo smettere di guardare qua, perché questo me lo dà che ci siamo sopra, e cominciare ad andare a memoria. No vabbè, però non è qua, dai. Torniamo indietro lì, a quella pietra. L'ho segnato a male nella carta. Tu guardati i tuoi buchi. Allora io mi ricordo che si apriva a un certo punto.